tappeto, essere molto pesante il tappeto. Tappeto, può essere proprio bello, sì. Anche in Pakistan esserci tanti teatri, sì. Nella città dove vengo io, esserci teatro grande, così. Ecco, sì, appunto. Questo è il problema. Ariau! Serpente! Oh! Ariau! Donna! Cosa ci fai tu dentro il mio tappeto? Io sono fuggita dal mio paese in questo tappeto. Ma allora la conosci anche tu la storia di Iqbal e di Fatima? Certo, tutti conoscono quella storia in Pakistan. E ti va se la raccontiamo? Sì, mi va. Nella periferia di questa grande città c'era la casa di Hussein Khan, il padrone, costruita tra la polvere e la campagna, bruciata dal sole, dove appunto pascolavano le pecore. Le greggi scese dal nord. Questa casa, per Fatima ed altri bambini come lei, era la casa, ma anche il posto in cui lavorava, intrecciando fili e costruendo tappeti. E là, semi nascosta, dagli rovi e dalle erbe selvatiche, c'era la vecchia porta in ferro, arrugginita, che con una ripida scala, lunga, buia e scivolosa, portava giù nella tomba. Chi non lavora bene finisce giù nella tomba, senza bere né mangiare. La fabbrica di tappeti si trovava sotto una tettoia. Faceva caldo d'estate e freddo d'inverno. Il lavoro cominciava mezz'ora prima dell'alba. Questo è un nuovo ragazzo. Lavorerà con voi. Si chiama Iqbal Masih. Fatima, mostragli il lavoro. Eri piccolo, Iqbal. Avevi gli occhi profondi di chi non ha paura. Stavi sulla soglia del laboratorio con la mano del padrone che ti stritolava l'avambraccio e con tutti noi che ti guardavamo. Il tuo precedente padrone mi aveva avvertito che sei ostinato e superbo, ma qui ti passerà la voglia. D'altronde mi ha anche detto che nessuno sa lavorare bene come sai fare tu. Vedremo. Sai, Fatima, il vento non si cancella mai. Puoi essere veloce ed abile quanto puoi. Noi ce ne andremo di qui. Stai sicura? E come?
può cancellare. Noi scapperemo. Ecco come. Tu sei matto. No, non sono matto. Scapperemo e tu verrai con me. E poi ti prometto che prese il coltello che usavamo per tagliare le filacce dei nodi, lo alzò sopra la testa, ci guardò e... Maledetto! Guarda cosa hai fatto! Hai rovinato il tappeto più bello! Me l'avevano detto che eri una serpe, un vile! Un vigliacco! Ti metterò nella tomba e non ti farò più uscire! Nella tomba! In città ci sono quartieri dove le case sono altissime e quartieri dove le case sono basse, ammassate l'una sull'altra, che vanno a pezzi. Io non sapevo dove andare. Ho visto anche che c'erano delle persone, un gruppo di persone che urlavano tutti quanti, sventolavano bandiere, distribuivano biglietti, parlavano di noi, sai, parlavano di noi bambini, costretti a lavorare come schiavi nelle fabbriche di tappeti.